Buonasera da Piancastagnaio, giornata di prove libere per le 4 contrade, dopo Castello, Voltaia nella giornata di ieri, stasera il coro in pista in questo momento con Gavino Sanna e subito dopo la Contrada del Borgo che ha anche una delle cene che porteranno al palio. Allora, in precedenza, come vi ho già detto nell'altro video, il coro c'è stato un leggero anticipo dei tempi, quindi purtroppo per motivi anche di lavoro non potrà essere presente, però abbiamo visto almeno la mossa e la prima addirittura d'arrivo che poi potrete vedere prima di questo video. Allora, prima appunto Gavino Sanna ha provato Bandà, scuderia Pusceddo, 8 anni. Ho chiesto come fosse andato anche in relazione alla pista, che è la grande novità di quest'anno, un fondo completamente diverso da quello sabbioso, sempre morbido ma in terra vulcanica, cosiddetto lapillo come viene chiamato, che viene estratto da delle cave nell'Alta Tuscia, è utilizzato anche in altri impianti ippodromi o comunque sia legati al mondo equestre. Allora, dicevo, un buon galoppo, ho parlato col capitano, poi faremo un'intervista con Alessandro Vinciarelli, capitano del coro, che poi intervisteremo al termine della prova. Ecco, Gavino Sanna invece ora è con Ultimo Baio, insomma un cavallo che non fa molte corse durante l'anno, questa è sempre stata una scelta anche da parte dei proprietari, però è il cavallo che ha vinto l'ultimo palio a Piancastagnaio nella Contrada del Borgo, che sarà la contrada che proverà immediatamente dopo. Ricordiamo entrambi i cavalli della scuderia Walter Pusceddo, quindi riprendiamo, quindi Ultimo Baio, insomma piazzato a Ferrara, se ricordo bene, il terzo posto, poche corse, ha fatto ovviamente corse di preparazione in provincia quest'anno e torna quindi a Piancastagnaio dall'ultimo palio corso, l'ultimo in ordine proprio cronologico anche se non di date. Allora, Gavino Sanna, anche per lui è la prima volta a Piancastagnaio, inizia a muovere Gavino Sanna, Ultimo Baio, un palio 4 anni fa, scusate, nel 2019, che vide proprio le due contrade rivali, Castello del Borgo, contendersi una corsa molto molto bella, vinta veramente di poco. Ci fu anche un problema sul conteggio dei giri che creò un po' di suspense, ma una suspense durata veramente pochi secondi. Comincia a muovere Ultimo Baio Gavino Sanna, sono prove di addestramento, ricordiamolo, più che di addestramento, proprio per assaggiare anche una pista che tutti gli anni viene rifatta ex novo. Quest'anno c'è la novità di questo lapillo, che sarà la vera novità, anche se la vera novità sarà la pista del prossimo anno. Allora aumenta i propri tempi di galoppo Ultimo Baio, continuiamo a riprenderlo, qui ci avviciniamo alla mossa. Di nuovo mi lancia ancora l'azione, ricordiamo sono 4 giri, dopo la quarta volta che le contrade passeranno dinanzi alla mossa ci sarà un tratto del rettilineo che inquadrerò tra poco. Ecco, qui c'è la mossa
inizia a richiamare il suo cavallo. E qui, questo qui, proprio in questo punto, l'arrivo. Allora, una buona prova, quella di Gavino Sanna. Richiama il suo cavallo.